delle leggi sull'edilizia. Cambiamo argomento importante, riunione a Palazzo Chigi sulla situazione della raffineria Eni di Porto Marghera. Allora sentiamo il servizio di Alessia Piovesan. Eni non se ne va da Marghera. La raffineria riprenderà a pieno regime dopo i 6 mesi di cassa integrazione. A garantirlo a Palazzo Chigi e l'azienda stessa il suo amministratore delegato Paolo Scaroni davanti a sindacati, istituzioni locali e al sottosegretario Gianni Letta. Non sono queste però le risposte che i lavoratori aspettavano dopo mesi di mobilitazione. Chiedono quindi che la cassa integrazione parta solo dopo un accordo sul piano di investimenti annunciati da Eni. Soddisfatto invece il governatore Zaia. L'incontro è stato assolutamente rispettoso delle aspettative dei lavoratori e delle istituzioni venete, visto e considerato che il governo si è fatto carico di garantire ovviamente il funzionamento della raffineria, il che significa la riapertura dopo i 6 mesi di cassa integrazione. Solo gli operai decideranno se sospendere la protesta, dicono i sindacati, almeno fino a quando resterà aperto il nodo della cassa integrazione per 200 dei 352 lavoratori. Potrebbero quindi ripetersi non solo manifestazioni ma anche stop alla fornitura di benzina e oli ai distributori. Andrete avanti ad oltranza? Per forza, o otteniamo qualcosa per il futuro oppure andiamo avanti così. Ho 27 anni, ho appena iniziato un mutuo per fare una casa, una famiglia e tutto quanto e ci ritroviamo qui senza sapere il nostro futuro. Anche ai sindacati le rassicurazioni non bastano più, ora si attende il tavolo locale di confronto promesso da Eni. Un piano di intervento su Porto Marghera, cosa che l'Eni non ha fatto mai fino ad oggi, insomma, ha evitato di farlo nascondendosi dietro il fatto che non c'erano i permessi.